Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione della notte del nostro infofriulitv.net. Nell'ambito dei servizi disposti per il rispetto della normativa anti-Covid, ieri pomeriggio a Pordenone sono state riscontrate irregolarità in un bar in piazza 20 settembre. È emerso come tra le 16 e le 18, a fronte di un tutto esaurito, sono stati fatti accomodare e sedere ad alcuni tavoli più di 4 avventori, fra loro non conviventi, in violazione di quanto espressamente previsto dalle regole per contrastare la pandemia in corso. Da qui la sanzione di 400 euro notificata al titolare e la sospensione dell'attività per 5 giorni. In occasione dello shopping online per il Natale, per la tutela dei rischi di truffe, la Polizia Postale segnala una continua crescita di frodi sempre più sofisticate sulle piattaforme di e-commerce, con un incremento nel 2020 dell'89,1%. Il dirigente del compartimento del Friuli Venezia Giulia, Manuela De Giorgi, sottolinea che all'approssimarsi delle festività è iniziata la corsa allo shopping natalizio. La Polizia Postale ha ritenuto pertanto estremamente utile scendere in campo per consentire a tutti quanti di fare degli acquisti in sicurezza. E questo nasce anche dalla considerazione del grande aumento che c'è stato quest'anno, l'anno della pandemia, delle truffe online. È stata creata proprio una brochure, una piccola guida consultabile sul nostro portale Commissariato DPS online, dove sono raccolte tutta una serie di consigli molto semplici però molto efficaci. Innanzitutto noi consigliamo di fare acquisti su siti noti, conosciuti, di grandi catene, oppure anche su siti in ogni caso che siano identificabili. Considerate che un sito deve essere come un negozio e quindi ci devono essere tutte le indicazioni delle mail, telefoni, della via, della città, eccetera. Un sito che non ha indicazioni vuol dire che non vuole essere riconosciuto e quindi che forse ha qualcosa da nascondere. Poi ancora insistiamo molto sulle modalità di pagamento. Sicuramente non consigliamo mai di usare la propria carta di credito, quella collegata col conto corrente bancario dove ci sono tutti i nostri risparmi, ma piuttosto di utilizzare una carta di credito ricaricabile dove lasciare una somma limitata, una somma che destiniamo appunto soltanto agli acquisti. Ovviamente se gli acquisti vengono fatti da un privato è ancora meglio pagare in contrassegno. Poi ancora bisogna fare massima attenzione a non essere vittime di phishing o smishing, quindi fate particolare attenzione a tutte quelle email che arrivano in questi giorni, molte mail che consigliano di aprire allegati oppure link, perché ci potrebbero essere degli abili truffatori che cercano di rubare i vostri dati personali, le credenziali bancarie, password, eccetera, per fare chiaramente degli atti illeciti. Accanto a questi troverete tutta una serie di altri consigli, quindi consultate le nostre guide e auguro a tutti buona navigazione nel mare di internet, però con l'attenzione e consapevolezza necessaria a non rimanere impigliati nella rete. Vicegovernatore Riccardi, i Vigili del Fuoco al IRCS Burlo Garofalo, presenze istituzionali, la presenza della Regione di lei qui oggi. Beh sì, è un'occasione importante, io credo che le tradizioni, anche in momenti come questi che stiamo attraversando, non vanno dimenticate, anzi forse sono un'ancora alla quale appoggiarsi e quindi non far mancare anche ai piccoli del Burro la presenza di questa manifestazione che si ripete ogni anno. Io come ogni anno sono qui
e quindi voglio ringraziare tutto il sistema sanitario del Burlo che ospita questa occasione e anche i Vigili del Fuoco che con la loro presenza sicuramente anche quest'anno incanteranno i bimbi, magari facendo dimenticare qualche regola stretta alla quale anche loro purtroppo sono sottoposti. Sarebbe da chiedere a San Nicolò un regalo particolare quest'anno? Che ci facciano sparire questo virus. Pagina sportiva. Rottura del crociato del ginocchio sinistro per Mato Iaialo. Ne dà notizia Udinese TV, l'emittente ufficiale del club friulano. Il bianconero, si apprende dal canale della formazione allenata da Luca Gotti, è stato operato nel pomeriggio a Villa Stewart dal professor Mariani. Non sono emersi dettagli rispetto all'infortunio, avvenuto sabato in preparazione alla gara non disputata con l'Atalanta, poi rinviata per impraticabilità di campo. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per martedì 8 dicembre, su tutte le zone cielo coperto e nel corso della mattinata inizieranno precipitazioni diffuse da abbondanti ed intense, molto intense sulle prealpi carniche, possibili anche temporali, nevicate intense oltre i 600 metri circa sulle Alpi, oltre gli 800.000 sulle prealpi. La quota neve potrà essere più bassa nelle zone montane più interne e arrivare forse anche a 400 metri circa. Soffierà bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, vento sostenuto da sud-est in quota. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.